15 secondi al via, quinta corsa, premio Dukic B. Una prova di ultra minima per i 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, sono in 14 dietro le ali della macchina, c'è stato il ritiro del numero 9 di Dea Light. Favorito in salita netta di quota Django NP, non bello nelle sgambature, vedremo se in corsa l'Evo di Nando Pisacane migliorerà. Giocatissima invece con il numero 2 Delta Leonis in discesa da 16 a 4,75 ora sul campo. Si va in partenza l'1 Damasco dei Mag, 2 Delta Leonis, 3 Diablo GV, 4 Dis di Meletro, 5 Django NP, 6 Dio che bel. In seconda fila 7 Daisy Pan, 8 Dalida Ban, 10 Daisy Vic, 11 Dozar, 12 Dominio AV. In terza fila 13 Dindirindina, 14 Detta Lenny, 15 Dolce Petral. Autostart che inizia a raccogliere i concorrenti sulla curva di sinistra. Giocato in chiusura di contrattazioni anche il 12 di Dominio AV con Manuel Pistone. Autostart che inizia ad accelerare entrata in retta e li lascia con Django NP e Delta Leonis che si lottano il comando mentre sbagliano in diversi a centrogruppo. Delta Leonis che rimane al comando nei confronti di Django NP che cerca posto nella sua scia e lo trova. 3, poi Diablo Dio che GV, bel che cerca posto terzo avanti a Damasco dei Mag. Sembra rimanere però al largo, è partito molto bene dal 12 invece Dominio AV che è già in quinta posizione, quale precede Dolce Petral, poi ancora Dozar, quindi via via gli altri. C'è stato 15 per i primi 200 metri di corsa, il primo quarto se ne va in 37 con Delta Leonis a condurre su Dio che bella che agisce allo scoperto portandosi in scia Dominio AV, quindi Dolce Petral, mentre allo steccato Django NP segue Delta Leonis e precede Damasco dei Mag. I 600 in 47,3. Delta Leonis che guida nei confronti sempre di Dio che bella al largo e Django NP allo steccato, mentre dalle retrovie prova la mossa al largo Daisy Vic che si muove in terza ruota. 1,3 per i primi 800 metri di Delta Leonis e continua a condurre su Django NP. Dio che bel scoperto dal primo metro che prova a pressare. Poi Dominio AV al chilometro passa Dio che bel nei confronti di Delta Leonis che è stanca a palo lontano, si libera dallo steccato anche Django NP, attacca ora Dominio AV che va su Dio che bel, il quale ha speso per debellare le resistenze di Delta Leonis a 400 metri dalla conclusione, la retta in line 14,8. Dominio AV mette mezza avanti a Dio che bel, il quale prova a riprendersi con la curva, quindi Django NP e Dolce Petral. Poi Daisy Vic, insiste Dominio AV all'attacco di Dio che bella, metà della piegata conclusiva, i due alle prese, Dio che bella e Dominio AV apparegliati all'ingresso in retta con Dominio che passa definitivamente nei confronti di Dio che bella. Dominio AV che si distende, vince facile nei confronti di Dio che bella che è secondo. Al terzo posto in qualche modo Django NP. 1.16,9 ragguaglio cronometrico, 29,8 la chiusa, Dominio AV. Manuel Pistone che raddoppia da driver il training di Giuseppe Pistone per la scuderia Usque, il primo successo in carriera per il figlio di Noè Dasolo che segue passo passo Dio che bel lungo il percorso. Nel finale se ne sbarazza agilmente il numero 12 al primo posto, il 6 di Dio che bella al secondo, il 5 di Django NP al terzo, 12, 6, 5 l'ordine arrivo numerico della quinta corsa dall'Arcoveggio.